Posso io danzare in libertà, perché sono suo figlio, perché sono suo figlio. Posso io cantare in libertà, perché sono amato, perché sono amato. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare, possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare, possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. C'è libertà nella casa, c'è libertà nel danzare, c'è libertà nella casa, c'è libertà nel danzare, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Noi siamo liberi, siamo liberi per il suo sangue, libero sono.
portando i nostri pesi, ci ha dato libertà. Un giorno lui ha vinto, sì ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Sono libero nel nome di Gesù. Portando i nostri pesi, ci ha dato libertà. Un giorno lui ha vinto, sì ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Sono libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Sono libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Bene, questa mattina io voglio condividere con voi un passo della scrittura perché in modo particolare sto vedendo quello che sta succedendo intorno a noi, dentro di noi, ma anche non soltanto in questa chiesa, ma in generale, proprio perché ci parliamo tra pastori, ci sentiamo quello che sta succedendo, quello che accade. Il nostro avversario non sta fermo. Comunque venite con me in Efesini al capitolo 6, leggiamo dal versetto 10 fino al 20. Allora, mettiamo quella foto per favore, Deborah. Ah, ok, allora predico prima. Ok, va bene. Allora, avete visto la diapositiva del messaggio, la fede, lo scudo? Avete visto? Sì? Ok. Allora andiamo alla parola di Dio dal versetto 10, Efesini capitolo 6. Del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo.
Il vostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzare ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza, che è la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catena, perché lo annunciassi francamente come conviene che ne parli. Gloria a Dio! Ci troviamo in una situazione nella lettera ad Efesini, agli Efesi. Noi dobbiamo comunque, quando ci accingiamo a leggere la parola di Dio, quando leggiamo la Sacra Scrittura, dobbiamo fare un po' una ricerca, perché dobbiamo anche vedere a chi era intestata la lettera, qual era il periodo storico, perché l'Apostolo Paolo sta scrivendo questo. Non possiamo trarre una dottrina, prendere questo e dirlo ok, adesso facciamo così, perché se era rivolta per loro, in modo particolare, se voi vedete, ci sono delle lettere indirizzate a determinate chiese. Se voi leggete le lettere all'Apocalisse, le 7 lettere all'Apocalisse, ogni lettera ha avuto un contenuto, per ogni chiesa c'era un problema e quindi parlava singolarmente ad ogni chiesa. Dobbiamo anche riconoscere e sapere che a volte anche la cultura vuol dire tanto. Io sono un napoletano trapiantato qui nel Veneto 40 anni fa e quindi quando sono venuto nel Veneto mi sono dovuto adeguare al Veneto e ai veneti, alla mentalità veneto. Se io dovessi scrivere qualcosa a Napoli, devo scrivere in un certo modo. Se devo scrivere qualcosa a un siciliano, devo scrivere in un certo modo. Se scrivo a un veneto, devo scrivere in un certo modo. Siete d'accordo oppure no? È così, perché la cultura, perché magari tante cose qui non possono essere comprese, come non possono essere comprese nel Sud Italia le cose che si vivono qui. Sono completamente differenti. Quindi ogni popolo, ogni posto, ogni luogo, lo Spirito Santo opera nel posto in cui tu sei e parla lì, nel posto dove tu sei. L'Apostolo Paolo sta scrivendo questa lettera agli Efesini. La chiesa di Efeso era una chiesa grandemente benedetta da Dio. Infatti scrive che noi siamo stati benedetti nei luoghi celesti in Cristo Gesù, elenca tutte queste benedizioni l'Apostolo Paolo. E quindi in questo caso l'Apostolo Paolo era in prigione quando scrive questa lettera, si trovava a Roma in prigione e davanti a sé l'Apostolo Paolo aveva, per favore fammi vedere quel soldato romano, l'Apostolo Paolo davanti alla prigione a sé aveva questo qui. Questo era un soldato romano e quindi l'Apostolo Paolo, vedendo il soldato romano, che cosa fa? Vede il suo vestimento, vede come era vestito, qual era la sua armatura, qual era la sua tunica e prende spunto da questo e scrive una lettera ai cristiani che sono in Efeso. Quindi vede l'equipaggiamento e vede lo scudo, vede la corazza, vede l'elmo, vede i sandali ai piedi, vede ogni cosa e lui lo muta in spirituale. Questo lui lo muta nell'ambito spirituale. E allora ci dice, in questo caso, ci sta dicendo qualcosa che è risaltato nel mio cuore e nella mia mente. C'è un verbo che risalta almeno 4 volte.
E questo verbo è prendete, prendere, prendete, prendete. Il cristiano deve prendere, prendete, è a disposizione, e mi fa piacere che non è al singolare ma è al plurale, vuol dire che la Chiesa deve prendere. Tutti quanti noi siamo chiamati a prendere, dobbiamo prendere. E guardate, per ben 4 volte al versetto 13, al versetto 14, al versetto 16 e al versetto 17, noi leggiamo al versetto 13: prendete la completa armatura di Dio. Ci sta invitando alla Chiesa, una Chiesa benedetta, una Chiesa dove c'era la presenza del Signore. Dice: prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio. Quanti sanno che stiamo vivendo i giorni malvagi? Questi sono giorni malvagi, terribili, io penso mai passati così nella storia. Momenti terribili, difficili, non si è mai visto quello che noi stiamo vivendo, quello che noi stiamo vedendo. Figli che uccidono i genitori, ragazzi che a scuola picchiano i professori, qualcosa di incredibile. Si mettono lì a istigare e fanno rapine, ma non ragazzi che non hanno soldi, figli di persone che stanno bene, vanno a fare delle rapine. Cioè noi stiamo vedendo realmente delle cose che non abbiamo mai visto prima, perché prima chi rubava era perché non aveva niente. Adesso invece è proprio non sanno come fare, e stiamo vedendo quello che stiamo vedendo. Ma Dio ha costituito la Chiesa, e la Chiesa ha una grande responsabilità. La Chiesa di Gesù Cristo deve cambiare la città dove essa è. Questa Chiesa dovrebbe cambiare Marostica. Grazie per i 4-5 amen. Dovrebbe cambiare quello che è intorno a noi. Tutti dovrebbero sapere che qui in questo luogo noi adoriamo il Dio in spirito e verità, e che qui il Signore guarisce, libera, sana, cambia, trasforma le persone. Chi ruba non ruba più, chi faceva effetti di stupefacenti non lo fa più. Perché? Perché si è incontrato con Cristo, perché Cristo libera. È vero o non è vero? Cristo libero. Quelli che noi siamo qui siamo testimoni oculari di ciò che Dio ha fatto nella nostra vita. Noi non semplicemente predichiamo quello che è scritto, noi predichiamo quello che ci è accaduto, a noi, ad ognuno di noi. Io ho cercato l'Eterno, dice Davide, ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Questo afflitto ha gridato e l'Eterno l'ha esaudito. Amen. Quindi io posso dire, io ho cercato il Signore veramente, pur essendo nato in una famiglia cristiana che mi ha insegnato il cristianesimo, di amare il Signore. Giovedì, quando in settimana, adesso non ricordo, no, mi sembra che sia stato giovedì, ero in ospedale, fra l'altro apro una parentesi e la chiudo subito, mercoledì rientrerò in sala operatoria. Pregate per me. Amen. Però avete i fratelli del Consiglio di Chiesa che sono sempre a disposizione, gli studi ci sono lo stesso, giovedì il fratello Palmiro farà lo studio, martedì c'è la preghiera, mercoledì sarò in sala operatoria per l'ennesima volta, e quindi preghiamo il Signore che sia l'ultima volta. Ok? Ero lì e c'era una persona che era lì seduto, un anziano, c'erano tanta gente, ma c'era un anziano che 2 parole bestemmiava, ma porco, non ce l'ho fatta più. E ho detto, ma gloria a Dio! Ma gloria a Dio! Il nome di Dio viene bestemmiato. Dovunque andiamo, dove ci leghiamo, sentiamo che il nome di Dio viene bestemmiato. E noi che siamo figli di Dio, in cui il Signore ci ha salvati, ci ha liberati, ha dato la sua vita per noi, possiamo lodarlo e ringraziarlo? Possiamo dire, no Signore, io ti lodo e ti ringrazio con tutto il mio cuore. E non ti vergognare se qualcuno davanti a te bestemmia il nome di Dio, alza la voce, tu benedici il nome di Dio. E gli ho detto a questa persona, ma perché bestemmia? E gli altri che erano vicini, ha fatto bene a dirglielo. Ha fatto bene. Perché bestemmia? Stiamo qui.
in un posto dove oggi ci siamo e domani mattina non ci siamo. Siamo tutti qui che abbiamo bisogno di un aiuto, ma da chi? Dall'uomo o da Dio? Chi tiene in mano la tua vita? La tiene il dottore o la tiene Dio? Io lo so quando entri in sala operatoria, loro lo sanno già, adesso quando entri in sala operatoria entro da sveglio, poi dico ferma che preghiamo, tutti. Preghiamo. Poi mi addormentano e io dico Signore guida i medici, guida, e poi dico adesso mi potete addormentare. Perché la mia vita non è nelle mani del dottore, la mia vita è nelle mani di Dio. E Dio ha stabilito l'ultimo giorno della mia vita come la tua vita, perché tutti i tuoi giorni gli sono contati a Dio. E questa è una certezza nella nostra vita. Signore, tutti i miei giorni ti sono contati. Dio stabilisce. E qui l'Apostolo Paolo scrive al versetto 14, prendete la verità a cintura dei fianchi, tieniti la verità, che la verità è questa. Tieni la cintura dei fianchi. E poi dice al versetto 16, al versetto 17, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, l'elmo della salvezza affinché possiamo spegnere tutti i tardi infuocati del maligno. Quanti tardi ti arrivano ogni giorno nella peste? Quanti tardi arrivano nella tua mente? Quanto bombardamento, non vali niente, non sei capace, non sei pronto a fare questo, non farai questo, bombardamento su ogni lato. Tieni l'elmo della salvezza sulla testa e dichiara sono un figlio di Dio, sono sacerdote e re. Alleluia! Ma quello che voglio sottolineare con voi questa mattina, perché non ho molto tempo per la predicazione, mi piacerebbe a volte prendermi anche un'oretta per predicare, ma lo so che poi rimarrei solo qua dentro, con le sedie. È il versetto 16. Prendete oltre a tutto ciò, cioè una traduzione dice prendete soprattutto. E quando dice prendete soprattutto vuol dire prima di ogni cosa. Siete d'accordo o no? Prendete soprattutto lo scudo della fede. Prendete lo scudo della fede. Che meraviglia! Con il quale potete spegnere tutti i tardi infuocati del maligno, il versetto 16, lo scudo ti ripara. Quando succede qualcosa, Dio ha dichiarato attraverso il suo servo, Paolo, prendete lo scudo. Quando ti arrivano delle brutte notizie, quando sei criticato, quando sei oltraggiato, prendi lo scudo della fede. Ecco puoi mettere quella iniziale che ho messo della fede, il titolo della predicazione? Eccolo là. Tutti i dardi infuocati del maligno, prendete, vi arrivano addosso, prendete lo scudo della fede. Se Dio ci ha equipaggiato e ci ha detto prendi lo scudo, vuol dire che quelle frecce lì ti fanno male se non prendi lo scudo. Perché siamo umani. Perché una parola che entra offensiva nella tua vita è capace di lavorare nella tua vita. E quando lavora, se noi gli diamo spazio, vi ricordate la predicazione, lavora nell'anima, poi dall'anima passa allo spirito, perché noi siamo anima, corpo e spirito. Quindi dall'anima poi passa allo spirito e quando è passato allo spirito siamo capaci di lasciare la Chiesa del Signore, perché gli abbiamo dato spazio. Prendete la completa armatura di Dio. A Davide, quando Davide volle andare a sconfiggere il Filisteo, Golia, vi ricordate cosa fece Saul? Prese la sua armatura e gliela voleva mettere addosso a Saul. Davide non era come Saul, era più piccolino, era un giovinotto. E quindi non gli stava neanche, passava in accidente. E lui cosa prese? Prese questa armatura e gliela diede. E dice no, io vado a combattere contro di lui
con l'aiuto del Signore. Perché? Perché Davide dice nei suoi salmi: l'Eterno è il mio scudo, è la mia salvezza. Non usa per caso questo termine, l'Eterno è il mio scudo. Salmo 18, ti amo Eterno mia forza. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, la potenza della mia salvezza, il mio alto rifugio. Davide sapeva chi era il suo scudo e non aveva bisogno di una corazza umana. Noi spesse volte, ascoltate bene, noi spesse volte mettiamo una corazza che non è la nostra addosso e vogliamo difenderci con quella corazza. Spesso proviamo a difenderci e ci difendiamo con armi carnali. A cosa mi riferisco? Mi riferisco più delle volte quando noi siamo offesi, quando noi veniamo oltraggiati, quando noi vogliamo combattere con le stesse armi l'altra persona. Allora ti faccio vedere io, allora ti dirò, allora vedrai, tu mi hai detto io farò, tu mi hai detto io farò questo, io farò quest'altro. E la cosa ancora più dura, sapete qual è? Quella di trovare delle scuse. Nessuno a volte vuole ammettere che a volte sbagliamo. A volte abbiamo sbagliato. Davide rispetto a Saul era colui che si metteva davanti al Signore e diceva: Signore, io ho sbagliato, io ho peccato. Non ha peccato il popolo, sono io che ho sbagliato. Perché te la prendi con il popolo? Prenditela con me. Ecco l'uomo secondo il cuore di Dio. Era sempre disponibile a mettersi in prima persona davanti a Dio. Dio ama queste persone. Dio ama questo rapporto. Saul, lo sappiamo, fu scelto dal popolo perché volevano un re. E sappiamo che cosa fece Saul. Lo sappiamo bene. In 1 Samuele, capitolo 10, al versetto 8, quando fu unto re da Samuele, Samuele gli disse: andrai a Gilgal, aspettami lì, dopo che l'aveva unto re, aspettami lì, io verrò e offrirò un sacrificio. Vai lì, aspettami, e gli disse di aspettare 7 giorni. Aspettami lì e io offrirò sacrificio. Al capitolo 13, dal versetto 8 a 10, Samuele non giungeva ancora lì. E quindi lui, paura che i Filistei lo stavano attaccando, non era dovuto da lui che poteva offrire sacrifici, perché lui era il re. I sacrifici li dovevano offrire i sacerdoti, perché Dio aveva stabilito che i sacerdoti dovevano offrire il sacrificio e non il re. Il re doveva fare il re, i sacerdoti dovevano fare i sacerdoti. E lui che cosa fa? Non vedendo arrivare Samuele, dice: portatemi qua gli agnelli, portatemi gli olocausti e offrirò un sacrificio all'Eterno. Lo fece lui. Ed ecco che arriva Samuele e dice: che cosa hai fatto? E di questa situazione ne paga le conseguenze. Al capitolo 15, dal versetto 18 al 21, Dio gli aveva detto che quando avrebbe attaccato quella nazione non doveva portare via nulla da quella nazione. Non dovevano portarsi niente. Invece Davide cosa fece? Si portò il re e si portò tutte le cose migliori. È come se io venissi a rubare a casa tua e mi dicono: tu devi entrare in quella casa, devi mettere tutto sottosopra, ma non devi toccare niente, non devi portarti niente da quella casa. Invece io scelgo le cose migliori, gli anellini, gli orecchini, le anelle, e me li porto via. E sapete Davide cosa fa quando Samuele lo va a riprendere? Davide dice: non sono stato io. Scusate, Saul dice: non sono stato io a fare questo, è stato il popolo che ha fatto questo. Non sono stato io ho soltanto preso il re come... Ma cosa gli aveva detto il Signore? Il Signore gli aveva detto: non toccate nulla e non portare via nulla. E invece non ubbidì. Davide, a differenza, sapeva in chi confidava. Che differenza tra Davide e Saul. Il Salmo 91, uno dei salmi preferiti, meraviglioso, i primi 4 versi dice: chi dimora al ritiro dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido.
Certo, egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà sarà per te scudo e corazza. Davide sapeva chi era il suo scudo, sapeva chi era la sua corazza. Quando sfidò Golia, io vengo contro di te nel nome dell'Eterno degli eserciti e la tua testa la taglierò oggi. Perché sapeva che non andava con la sua forza e sfidò, come lo sfidò? Con una semplice fionda, con 5 piccoli sassi all'interno, e lo colpì proprio al centro, perché Dio guidava ogni cosa. Davide sapeva bene, e Davide si tolse quella armatura da dosso, perché sapeva che non gli apparteneva. A volte noi ci mettiamo delle armature addosso per difenderci. Sapete che fine fece l'armatura di Saul? Sapete che fine fece l'armatura di Saul? Prima Samuele, capitolo 31, versetto 8-10. L'indomani i Filistei vennero a spogliare i morti e trovarono Saul e i suoi 3 figli caduti sul monte Gilboa. Tagliarono la testa a Saul, lo spogliarono della sua armatura e mandarono intorno per il paese dei Filistei ad annunciare la buona notizia nei templi dei loro idoli e al popolo. Collocarono l'armatura di lui nel tempio di Artaste. Presero quell'armatura che lui voleva mettere addosso a Davide e alla fine gli tagliarono la testa, presero quell'armatura che lui si sentiva forte con quell'armatura e la andarono a mettere nel tempio di Artaste. Chi era questa donna? Era una dea babilonese, un idolo maligno. In Deuteronomio al capitolo 16, al versetto 21, Dio aveva stabilito e aveva dato un compito ben preciso: non metterai nessun idolo d'Artaste fatto di questo legno accanto all'altare che costruì al Signore il tuo Dio. Doveva stare lontano, e loro cosa fecero? Presero proprio l'armatura e la portarono proprio dentro al tempio di Astarte. Com'è importante che noi prendiamo lo scudo della fede. Io non so da quanti anni tu conosci il Signore, non so da quanti anni hai fatto un'esperienza con il Signore, però questa mattina sono qui a dirti da parte del Signore: questo è tempo, più che mai, che tu ti equipaggi della completa armatura. Ogni mattina metti l'armatura del Signore, prendi lo scudo della fede, prendi la spada dello Spirito che è la parola di Dio, perché solo così tu potrai vincere gli attacchi del nemico sulla tua vita. Ci sono situazioni, ci sono difficoltà. Il nemico sta attaccando, ascoltate bene, ascoltando altri pastori intorno a me, come vi dicevo prima, che volevo mettere quella diapositiva. La parola di Dio ci dice così, guardate, mettila per favore Deborah, quella diapositiva con 4... Siate temperanti, vigilanti. Il vostro nemico, il diavolo, va come un leone ruggente, va in giro cercando chi possa divorare. E lui si traveste da pecora, ma è un lupo. E sapete dove vive? In mezzo al popolo di Dio. Vive in mezzo al gregge. Eccola lì. Vedete? E abbiamo bisogno di avere discernimento da parte del Signore per capire. L'obiettivo suo è quello di ucciderti, quello di divorarti. E la parola di Dio ci dice proprio questo: fate attenzione, perché egli va intorno come un leone ruggente per vedere chi possa divorare. Coloro che si escludono dal popolo di Dio, dalla Chiesa, la prima cosa che fa il diavolo, sai qual è? Quella di farti uscire dalla Chiesa. Tu hai un problema? Non andare più. Fuori. E quando tu sei fuori sei preda e vittima del diavolo. Perché all'interno della comunità
c'è il popolo di Dio e la presenza di Dio in mezzo a loro. Puoi prendere le altre diapositive, per favore, Deborah? E c'è qualcun'altra per Deborah? Soltanto questa qui? Eccola qui. Qual è la responsabilità del pastore? Qual è la mia responsabilità oggi davanti a voi, davanti alla Chiesa che Dio mi ha dato? Qual è la responsabilità? Perché Dio mi ha dato questo compito? Paolo scrive a Timoteo, Timoteo era un suo figlio spirituale ed era pastore. E Paolo scrive questo, guardate cosa dice: annunzia la parola, insisti in ogni occasione, opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera. Sapete cosa significa l'ammonizione? Sapete cosa significa essere rimproverato? Ma perché lo fa il pastore? Perché il pastore non mi vuole bene, perché il pastore non mi capisce, perché il pastore non sa quello che io sto vivendo. No, perché il pastore ti ama e perché ha avuto questo compito da parte del Signore, che noi dobbiamo avvertire la pecora e dobbiamo dire alla pecora, al fratello e alla sorella: attenzione, perché quello che tu stai facendo, attenzione, per come tu stai camminando, attenzione, non è un giudizio, perché non ci permettiamo di giudicare nessuno, però dobbiamo avvertire il popolo di Dio, perché Satana è un leone ruggente. E dice: rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina, insegna la Chiesa. Guai se rimproveri qualcuno, guai se dici a qualcuno: ma ho scritto sulla mia pagina di Facebook un po' riguardo a quello che oggi noi stiamo vivendo, riguardo ai giovani, riguardo a quello che succede. Io sono di altri tempi, un'altra epoca. Sicuramente 60 anni fa era differente. Io una volta, per dire a mia madre, stavo parlando con mio papà e disse: ma quella? Mio padre disse: quella? Mi stavo rivolgendo per mia madre: quella? Me lo ricordo ancora. Me ne diede tante per dire quella. Quando andavo a scuola e venivo a casa, guai se dicevo, se il professore, lui aveva 2 bacchette, uno si chiamava Caterina e un altro Francischiello. Caterina, vieni avanti, bah! E le senti, e se tu ti riavi te la dava di qua. E Francischiello te la coglieva dovunque eri, ti picchiava, dovunque eri. Avevamo il terrore di andare del professore, un rispetto. Esagerato? Esagerato. Troppo esagerato? Troppo esagerato. Ma prova a farlo adesso a un ragazzo della scuola. Vai in galera? Minimo! Ma i genitori vanno là e fanno una riunione, un'assemblea, i giornalisti, Striscia la Notizia, chi ne ha più di più. E se arriva a casa il genitore, mamma, io andavo a casa e avrei detto, se avessi detto una cosa del genere a mio padre, avrebbe fatto lo stampo sul muro, sarei come Gatto Silvestro. Perché viviamo questa situazione? Me lo spiegate perché stiamo vivendo questa situazione? Non abbiamo dato forse troppa libertà? Non abbiamo dato ai nostri ragazzi troppi giochi nelle mani? Provate a togliergli il computer, provate a togliergli un cellulare e vedete cosa succede. Spaccano una casa intera, distruggono una casa. Perché? Perché gli hai tolto qualcosa che devono vedere. La parola di Dio dice che negli ultimi tempi aumenterà l'intelligenza. Oggi un ragazzino che gli dai un cellulare, io non so neanche come fanno. È una roba impressionante. Io sto ancora... Ieri, voglio ringraziare il Signore, siamo andati a trovare questa amica che è in mezzo a noi questa mattina.
e lei mi aveva scritto, io involontariamente, non so cosa ho fatto, ho schiacciato un tasto, l'ho chiusa la comunicazione, l'ho chiuso. Lei mi parlava, ma io non la sentivo. E dopo gli ho dato il telefono in mano e ho detto, guarda cosa ho fatto. E lei ha detto, se mi ha chiuso, non mi può ascoltare. Ho fatto un danno. A volte facciamo i danni. Che cosa dobbiamo fare? Che cosa deve fare? Perché il pericolo più grande, sapete qual è? Non è che questa situazione la viviamo soltanto fuori dalla Chiesa, da quelli che sono fuori dalla Chiesa. Ma questo pericolo è anche all'interno delle nostre comunità. E quando ho scritto questo, andate a vedere chi ha Facebook. Ci sono alcuni fratelli che mi hanno scritto dicendo, ma hai ragione fratello. Il primo sono io che ho fatto questo errore nella mia famiglia. Io ho fatto questo errore. Li mettiamo davanti al televisore. Li mettiamo davanti a un computer, li facciamo navigare, che adesso tu navighi, vedi quello che vuoi. E poi ci troviamo in difficoltà. Prendi lo scudo della fede, copriti, completa armatura di Cristo Gesù. Vuoi essere una famiglia che testimonia di Dio? Vuoi essere una famiglia che si vede che la presenza di Dio è nella tua casa, nella tua famiglia? E allora fai di questa parola la tua vita. Fa di questa parola quello che porta avanti è la guida della tua famiglia e della tua vita. Deve essere la completa armatura, la spada dello Spirito, perché il nemico non risparmierà ad entrare nella tua casa, nella tua famiglia. Non risparmierà ad attaccare la tua casa, di attaccare la tua famiglia. Anzi, sei uno degli obiettivi principali del nemico. Ma il Signore ci ha detto, guai a chi tocca un mio figliuolo. È come se toccasse la pupilla dei miei occhi. E ci dice la sua parola, nessun'arma fabbricata contro te avrà effetto. Però ci dice qualcosa che dobbiamo fare. Quando l'avversario verrà, sottomettetevi dunque a Dio. Resistetegli in faccia ed egli fuggirà da voi. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo sottometterci al Signore, dobbiamo sottometterci all'autorità che Dio ci ha dato, dobbiamo stare nella comunità dove Dio ci ha messo, dobbiamo stare insieme, dobbiamo vivere insieme, perché il nemico, quando stiamo nel gregge del Signore, c'è il buon pastore che ci pascola ed egli non permetterà che il nemico possa attaccarti. Ma quando tu esci fuori, quando sei lontano, quando inizi a non venire più ai culti, quando inizi a non sentire più la gioia di stare con i fratelli, la gioia di stare con il popolo di Dio, posso dirtelo questa mattina, e te lo dico con tutta certezza, sei preda e vittima del nemico. Da un momento all'altro lui potrà attaccare la tua vita, ma quando sei in chiesa il Signore ti parla. Il Signore ha ordinato che qui, dove c'è l'unità, la comunione fraterna, ci sia la benedizione e la vita eterna. Guarda e dimmi se non è vero. Quando hai un problema, quando stai vivendo una situazione difficile, la prima cosa che ti senti, specialmente quando vivi un conflitto all'interno della Chiesa, la prima cosa che senti è quella di non venire in chiesa. È vero o non è vero? È vero o non è vero? È vero. Perché lui la prima cosa ti dice, e poi che cosa ti consiglia? Vai in un'altra comunità, come se il problema non lo portassi in un altro posto. Esci da lì, ma vai di là, ma ti porti dietro il problema. E poi vai in un'altra comunità dove pensi che non ci sono problemi, ma i problemi ci sono dovunque. Sapete perché? Perché i problemi siamo noi. Qualcuno un giorno ha detto, no? Ed è vero, la Chiesa perfetta non esiste. Non esiste. Siamo sulla via della perfezione. E poi dice questo pastore, disse, se poi realmente ci fosse una Chiesa perfetta io non potrei far parte perché sono imperfetto. Perché appena entro io la rendo subito imperfetta, quella Chiesa. Ma la realtà è questa. Noi siamo tutti mancanti, ma siamo sulla via della salvezza. Siamo tutti mancanti, ma siamo salvati per grazia e viviamo per grazia.
E il Signore questa mattina ci dice, ci consiglia ad ognuno di noi, esorta la nostra vita, esorta la tua vita, prendi la completa armatura, rivestiti e prendi soprattutto lo scudo della fede. Io non so che cosa stai vivendo, non so qual è la tua condizione, non so qual è la tua situazione, non conosco quello che tu stai attraversando, però posso dirti una cosa, a tua disposizione questa mattina c'è l'armatura che il Signore vuole darti, ma attenzione, non ti viene messa addosso, perché dice prendete, è un'azione che dobbiamo fare noi, è un'azione che dobbiamo fare noi questa mattina. Se tu non hai ancora l'armatura di Cristo, questa mattina il Signore ti invita e ti dice vieni a prendere l'armatura, perché io ti do l'armatura dove tu puoi spegnere, dove tu puoi vincere, dove tu puoi abbattere il nemico. E non è un'armatura che ti dà un uomo, è un'armatura che ti ha messo a disposizione Dio, sulla tua e sulla mia vita. Io non so se tu hai bisogno di questa armatura, ma io ne ho bisogno ogni giorno per accrescere la mia fede. Per ben 4 volte questo verbo è riportato. Prendete, 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 prendete. Vi ricordate cosa dice Gesù all'ultima cena? Prendete, prendete, questo è il mio corpo. Prendete, questo è il mio sangue. Prendete, sta a noi. Questa è la grandezza di Dio che ci ha resi liberi. Possiamo uscire da questo locale, aver ascoltato il messaggio, andarcene a casa, non ho bisogno dell'armatura, io mi difendo da me. Sei libero di farlo, ma se tu hai bisogno dell'armatura, alzati per favore, alziamoci in piedi. Chiedo ai musicisti di venire qua su. Ora vorrei che ogni occhio sia chiuso, ogni capo chino, per favore, perché questo è un messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore in modo particolare. E so che c'è più di qualcuno in mezzo a noi che ha bisogno di essere rivestito e di prendere questa armatura. Questa armatura non la paghi, non devi pagare nulla perché tutto ha pagato Gesù ed Egli ci ha rivestiti delle vesti della salvezza. Quindi questa mattina io voglio chiederti, mentre cantiamo questo canto, se tu desideri ricevere questa armatura, se tu desideri di ricevere Gesù nella tua vita come Signore e Salvatore, perché non lo hai ancora conosciuto e questa mattina lo vuoi sperimentare nella tua vita come lo abbiamo fatto noi, basta una semplice preghiera. Signor Gesù, voglio conoscerti, voglio sperimentarti nella mia vita, vieni nel mio cuore. Io apro il mio cuore a te. In una delle lettere dell'Apocalisse è scritto: io sono alla porta e picchio. Se uno apre, io entrerò da lui e cenerò con lui e lui sarà con me. Ma quella porta, quella maniglia è solo all'interno di quella porta che è il tuo cuore, è solo all'interno. Lui non l'aprirà mai da fuori, sarai tu che devi aprirla. Sarai tu che vuoi aprire il tuo cuore al Signore questa mattina e dire: Signore, entra nella mia vita, cambia, trasforma la mia vita, ho bisogno di te. Maestro, ho bisogno di un miracolo. Maestro, ho bisogno di un miracolo. Quanti hanno bisogno di un miracolo questa mattina? Io chiudo gli occhi perché non voglio vedere. La tua mano deve essere alta e devi dire: Signore, io ho bisogno di un miracolo questa mattina. Ho bisogno di conoscerti, voglio questa completa armatura. E allora se tu lo desideri questa mattina io ti invito a venire qui davanti, perché io voglio pregare con te, voglio pregare insieme con i fratelli del Consiglio di Chiesa, che possono venire qui con me a pregare per te, affinché tu possa ricevere Cristo Gesù quale Signore e Salvatore, se non lo hai ancora conosciuto. E se lo hai conosciuto e hai bisogno di vestirti dell'armatura, perché magari avevi dimenticato questo, il Signore questa mattina dice: prendi lo scudo della fede affinché tu possa spegnere ogni dardo infuocato del maligno. Prendi questo scudo, metti l'elmo della salvezza, prendi la spada dello Spirito. Amen. Gloria a Gesù. Amen. Dio ci benedica, buona domenica.